Attenzione ai Buon rumori, pomeriggio a tutti, benvenuti all'assemblea annuale della Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali del Veneto. Ci prendiamo qualche minuto per dare il tempo alle persone di collegarsi. Se siete d'accordo, iniziamo alle 14:05 e così insomma aspettiamo un po' di colleghi ritardatari e poi iniziamo con i lavori dell'assemblea. Sento dei microfoni accesi, se nel frattempo chi non parla spegne i microfoni, grazie, della stanza dei relatori naturalmente. Bene, se siete d'accordo direi di iniziare. Buon pomeriggio di nuovo a tutti e bentrovati. Oggi in questo momento importante per la regione del Veneto sviluppiamo i lavori dell'assemblea della coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali nel Veneto. I lavori della giornata di oggi seguono un'iniziativa molto importante, spero che molti di voi abbiano potuto partecipare all'evento di stamattina, ma l'iniziativa di stamattina è stata veramente molto ricca. Abbiamo avuto il direttore del Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Innovazione Amministrativa,
Sauro Angeletti, del Dipartimento Funzione Pubblica, il Giuseppe Iacomo del Dipartimento della Trasformazione Digitale, Paola Borz di Trentino School of Management. C'è stato il nostro assessore che ha portato i saluti all'iniziativa di stamattina e i nostri direttori del Foborgo e Luca De Pietro. L'iniziativa è stata particolarmente importante e ha dato in qualche modo il là ai lavori della nostra giornata, perché ha ribadito come lo sviluppo delle competenze digitali della pubblica amministrazione siano una leva straordinariamente importante per la trasformazione digitale e per la crescita della nostra regione, e soprattutto sono stati toccati i momenti salienti che le strategie europee nazionali hanno in qualche modo individuato come linee di intervento, e su queste linee, che sposano appieno il lavoro svolto fin qui dalla nostra coalizione, queste linee di intervento saranno poi oggetto nei prossimi mesi e anni di finanziamenti che noi speriamo come coalizione di poter cogliere per arricchire le iniziative e le attività che abbiamo fin qui portato avanti. Allora vi porto i saluti, apro i lavori della giornata portandovi i saluti del nostro direttore del Foborgo, che ci raggiungerà a breve, di Carlo Rappicavoli, presidente della nostra coalizione, che si scusa per non essere qui con noi stamattina, oggi pomeriggio, perdonate, ma purtroppo, insomma, come ben capite, il momento è denso, insomma, è complicato, e quindi si scusa il dottor Carlo Rappicavoli, però chiaramente delega a noi per portare avanti i lavori ed è assolutamente allineato con le nostre iniziative. Vedete un po' l'agenda del nostro pomeriggio. Ci sarà un intervento del nostro direttore che io sostituirò per dare in qualche modo la posizione della Regione Veneto e anche gli scenari evolutivi che la Regione Veneto ha per lo sviluppo delle competenze digitali nel nostro territorio. Poi ci sarà un intervento di Giovanni Vaia, del professor Giovanni Vaia, del nostro comitato scientifico. Seguirà un intervento di Eleonora Galesso, che illustrerà lo sviluppo, le iniziative che sono state fatte, il bilancio delle attività della coalizione nella campagna 19-20, e poi Antonio Candiello ci darà degli spunti sul programma per la prossima campagna 2021, e poi sarà la volta del coordinatore del comitato guida Roberto Meneghetti, che ci farà la proposta di rinnovo degli organi dell'Assemblea. In conclusione avremo la presenza di Del Foborgo, che chiuderà la sessione dei lavori dell'Assemblea. Allora, se siete d'accordo, inizierei con una presentazione in nome e per conto del nostro direttore. Provo a pubblicare il mio schermo, spero che si veda. Se qualcuno mi aiuta e mi... Sì, si vede, perfetto. Sì, si vede, Antonino. Grazie. Allora, qual è la posizione della Regione Veneto? Qual è in qualche modo la vision della Regione Veneto sul nostro, per quanto riguarda la coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali? Innanzitutto, ecco, volevamo condividere con voi come un momento di orgoglio per Regione, per tutti quelli che ci hanno lavorato,
che la coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali rappresenta oggi una dorsale di innovazione fatta di numeri importanti. Anche stamattina in più occasioni è emerso quanto l'innovazione non possa che partire dal capitale umano, e quindi innovazione non è solo tecnologia, innovazione è capacità della pubblica amministrazione, quindi degli attori della pubblica amministrazione di poter interpretare i bisogni dei cittadini e le linee evolutive che il digitale ci dà l'occasione di percorrere e farne effettiva innovazione. Quindi anche questa mattina il nostro direttore e il nostro assessore hanno in qualche modo elencato questi numeri con orgoglio, dicendo che noi ormai è da un po' di tempo come Regione Veneto che stiamo lavorando sui temi dello sviluppo delle competenze digitali e possiamo contare oggi su una dorsale di innovazione importante. La nostra coalizione e gli obiettivi che la Regione del Veneto vorrebbe consegnare al tavolo della coalizione sono sostanzialmente questi due. La capacità degli operatori della PA di interpretare questi due bisogni che sono rappresentati in questa slide. Da una parte la necessità di trasformare digitalmente la pubblica amministrazione e quindi cogliere l'opportunità che le nuove tecnologie ci danno per essere sempre più vicini ai cittadini e ai loro bisogni con servizi digitali semplici e disponibili. Questo è uno degli obiettivi che ci dà la Regione del Veneto. L'altro obiettivo è il superamento del digital divide del cittadino. Noi come operatori della pubblica amministrazione rappresentiamo la prima linea della capacità della pubblica amministrazione di venire incontro ai bisogni dei cittadini, ma anche di sorreggerli, di aiutarli nell'utilizzo del digitale, e quindi forse siamo il baluardo della pubblica amministrazione per fare in modo che i cittadini possano cogliere l'opportunità di avere operatori preparati e capaci di aiutarli nel superamento delle difficoltà che comunque i cittadini trovano, per quanto i servizi possano essere semplici, nell'utilizzare appunto queste nuove modalità. Per raggiungere questi due obiettivi, superamento del digital divide dei cittadini e trasformazione digitale della PA, noi possiamo contare su quella che anche questa mattina è stata definita la dorsale dell'innovazione del Veneto, e cioè su un insieme di operatori della PA che in questi anni si sono formati e hanno accresciuto la loro competenza all'interno della nostra comunità, e oggi possiamo contare sulla rete di competenze che è fatta di circa 250 operatori e che hanno come obiettivo appunto la trasformazione digitale della PA, e stiamo oggi sviluppando in maniera importante anche la seconda rete che fa parte degli leader, cioè la rete di pratiche, e stiamo lavorando con circa 150 operatori, ma ci saranno progetti nei prossimi mesi per sviluppare ancora di più la rete di pratica. Possiamo contare su 150 operatori per poter aiutare il cittadino a utilizzare i servizi digitali della PA e ad assistere il cittadino stesso nel superamento del digital divide. Chi sono questi operatori? Questi operatori sono ad esempio i nostri colleghi che stanno presso gli URP, o i colleghi che stanno presso gli sportelli al cittadino, piuttosto che le persone che si occupano di comunicazione. Queste due reti fatte di leader e quindi fatte di operatori che hanno una importante competenza nell'utilizzo del digitale sono all'interno di una comunità più estesa, che sono circa questi 3.000 operatori che noi stiamo cercando in questi anni di
animare e di far crescere per gli obiettivi che ci siamo detti. Per questo compito, per raggiungere, per aumentare la capacità di questa dorsale di innovazione, di produrre gli effetti desiderati, noi ogni anno, come sapete, sviluppiamo delle campagne per lo sviluppo delle competenze digitali. Qui alcuni numeri per rafforzare in noi anche, diciamo così, l'orgoglio, insomma, di quello che stiamo facendo ormai da 7 anni, e possiamo dire oggi di avere una dorsale di innovazione importante, che anche stamattina abbiamo potuto vedere che a livello nazionale ci sono molte esperienze, ma la nostra è significativa tanto almeno di altre a livello nazionale. Quali sono gli scenari evolutivi che la Regione del Veneto individua e consegna, insomma, alla capacità della coalizione poi di sviluppare iniziative, progettualità in queste direzioni? Gli scenari evolutivi sono 3. Il primo è quello del personale interno, quello che noi sentiamo di aver bisogno come comunità delle pubbliche amministrazioni del Veneto è un percorso di riqualificazione dei nostri leader, che possa dare a questo capitale umano che noi abbiamo all'interno del nostro territorio, che possa dare un percorso di formazione per rafforzare, per sviluppare ancora di più le competenze che già hanno, ma anche progettualità che possono in qualche modo individuare un ruolo ben preciso e anche una visibilità all'interno delle proprie pubbliche amministrazioni. Il secondo elemento che stiamo cercando di sviluppare, il secondo bisogno che sentiamo, è quello del reclutamento di nuove competenze digitali nella PA, quindi nell'assunzione di nuove figure che abbiano forti competenze digitali, ma che non siano solo competenze tecniche, ma che siano competenze direttamente fungibili agli obiettivi della pubblica amministrazione, che non sono ovviamente quelli di avere un sistemista o un programmatore, ma ancora di più sono di avere delle persone che conoscono la pubblica amministrazione e che sanno utilizzare le tecnologie per trasformarla. Infine, il terzo obiettivo che vorremmo in qualche modo consegnarvi come proposta per i lavori dei prossimi mesi è quello dell'alta formazione. Quindi sentiamo anche qui il bisogno di poter avere nel Veneto dei percorsi di specializzazione, di alta specializzazione, capace di consegnare poi quelle competenze di alto livello di cui la pubblica amministrazione ha bisogno, competenze ancora una volta che non sono solo tecnologiche, perché probabilmente dal punto di vista delle competenze tecnologiche già ci sono dei percorsi formativi anche di alta formazione. Quello che sentiamo bisogno è di una figura nuova, di una figura che possa mettere assieme delle competenze digitali, tecniche digitali, con altre competenze e soprattutto con la capacità di conoscere la pubblica amministrazione e di essere verso la pubblica amministrazione, di assumere quel ruolo di cambiamento di cui tutti noi abbiamo bisogno. Io avrei concluso la mia presentazione, provo a staccare la condivisione del mio schermo, darei quindi l'avvio ai lavori del nostro pomeriggio, dando la parola a Giovanni Baia del Comitato Scientifico della Coalizione
per il suo intervento. Chiediamo a Vaia di darci indicazioni un po' dal punto di vista scientifico di quello che potrebbero essere gli sviluppi della nostra coalizione. Prego Giovanni. Grazie mille Antonino. Mi sentite correttamente? Certo, ti sentiamo. Okay. Condivido il mio schermo. Ok. Vedete correttamente, giusto Antonino? Sì, certo, vediamo correttamente. Grazie Giovanni. Grazie a voi, grazie per l'invito. Diciamo che io oggi rappresento la voce del comitato scientifico della coalizione e in linea con quello che anticipava Antonino poco fa vorremmo poi proporre un piano d'azione in modo concreto sulla formazione per i prossimi mesi. Prima però di come dire, arrivare alle proposte concrete, vorrei toccare alcuni punti che sono stati anticipati nella conferenza di questa mattina. Vi propongo come chiave di lettura la nuova agenda sugli skill digitali, o meglio sugli skill in generale, ma poi ovviamente faremo un focus particolare sulla parte del digitale, che era stata appunto richiamata questa mattina. In realtà le linee di indirizzo della comunità europea sono due, il green e appunto il digitale. Questo perché? Perché voglio presentarvi oggi le novità da questo punto di vista. Perché la coalizione oramai negli ultimi anni ha creato un capitale intellettuale e un capitale organizzativo enorme. È stata la Regione Veneto molto lungimirante da questo punto di vista, quindi negli anni ha sviluppato tutta una serie di pratiche, di competenze e, ripeto, meccanismi organizzativi che oggi vedono ampia valorizzazione all'interno della nuova agenda sugli skill della Commissione europea, che ovviamente questi poi si andranno a calare, come abbiamo visto anche questa mattina, sulle strategie di Repubblica Digitale. Ci tengo a sottolineare un aspetto. La Commissione europea ha dichiarato che dal 2021 in poi ogni anno verranno messi sul piatto 50 miliardi per finanziare attività di formazione, di upskilling e così via. Ripeto, sul green e sul digitale, quindi 50 miliardi di euro che verranno investiti su tutta una serie di iniziative. Vediamo quali sono a questo punto le priorità. Vi farò vedere, man mano che andiamo nei dettagli della nuova agenda europea, che tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni dalla Regione Veneto si rispecchia in modo perfetto da questo punto di diciamo all'interno di questa nuova strategia politica. E quindi non rimane che raccogliere i frutti di questo enorme lavoro che è stato fatto nei prossimi anni, con una capacità, ripeto, di spesa e di investimenti che è enorme, 50 miliardi di euro l'anno. Quindi vediamo velocemente quali sono i punti dell'agenda. Quindi primo aspetto, sicuramente la forte collaborazione tra tutti gli stakeholder, quindi tutte le partnership e il coinvolgimento di partenariati ampi sicuramente è favorito in questa che chiamano la Twin Transition. Okay?
Aspetto 2, verrà fatto sicuramente un ulteriore investimento su quelle che sono le capacità di condivisione delle conoscenze, degli skill all'interno dell'area europea, soprattutto utilizzando le tecnologie, quindi centralizzando attraverso le tecnologie database e facilitando la partecipazione in modo remoto di tutti i cittadini appunto partecipanti all'Unione Europea. Ancora, cosa molto più importante è che la parte delle tecnologie cosiddette STEM, quindi Science, Technology, Engineering e Math, sono appunto al centro ovviamente della strategia e soprattutto verranno incentivate su progettazione a breve termine, per raccogliere tutte quelle opportunità e per risolvere i problemi di skill gap che purtroppo oramai abbiamo ancora nel digitale e poi in tutta quella fascia che chiamiamo appunto di competenze green. La Commissione europea inoltre tenderà ad incentivare i centri VET, cioè sono centri professionali di competenza, quindi con competenze specializzate specifiche, perché diventino il luogo appunto di diffusione e di standardizzazione poi di determinate competenze. Le università hanno un ruolo fondamentale all'interno dell'agenda, quindi questa è l'azione numero 5 e viene chiesto all'università di creare proprio gli standard per questa trasformazione, cercando di creare percorsi di ricerca e di validazione appunto dei percorsi formativi. Come vi anticipavo prima, la transizione verrà supportata attraverso progetti di breve termine e verrà sempre di più alzata l'asticella e rispetto all'alfabetizzazione digitale, che è ancora ovviamente uno degli obiettivi strategici, ma si inizierà a guardare a competenze più avanzate come il supercomputing, l'intelligenza artificiale, la cyber security e così via. Quindi questa fa parte dell'azione 6. Azione 7, competenze trasversali, come vi anticipavo, focus molto sulle capacità imprenditoriali, ma soprattutto verrà richiesto alle università di creare centri in cui si fa ricerca sulla scienza dell'educazione e soprattutto sui temi più di innovazione, come ovviamente è possibile realizzare poi e consolidare i framework di assessment e di competenze validate. E qui arriviamo ai principali punti. Dall'azione 8 in poi arrivano i punti che in modo diciamo più vicino ci interessano, perché la Commissione europea finanzierà progetti che riguardano soprattutto il learning degli adulti e, come potete vedere sulle parti qui in grassetto, daranno priorità all'apprendimento non formale e che sia lungo tutto il percorso di vita, ed è un apprendimento basato sulle community. Quindi se vedete qui dentro ci sono tutti gli ingredienti della coalizione, le attività che la coalizione ha sviluppato negli ultimi anni. Azione numero 9, iniziative che andranno a supportare l'apprendimento individuale, quindi verranno creati account per gli individui e tutto questo apprendimento, che sarà valutato dal punto di vista della qualità,
e della sua capacità di fare empowerment sulle persone, passerà attraverso determinati percorsi di valutazione. E come vedete, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, l'apprendimento negli adulti dovrà per quanto riguarda il digitale, dovrà passare dal 56% del 2019 al 70% entro il 2025, quindi si vuole raggiungere un incremento del 25%. E come appunto vi anticipavo, queste poi sono in particolar modo, vedete evidenziate, le linee di investimento che ci interessano, quindi Digital Learning Technologies, quindi tutte le piattaforme a supporto dell'apprendimento, lo sviluppo di contenuti e di curricula sul digitale, corsi brevi per fare reskilling dei lavoratori, corsi master advanced per l'alta formazione, lo sviluppo di skill imprenditoriali anche attraverso la collaborazione con hub e startup, quindi questo è un tema interessante, quello dell'apertura e all'innovazione. La parte di sviluppo delle comunità di adulti e una serie di incentivi ed altre attività appunto a supporto di tutti i percorsi di formazione. Quindi a livello generale, quindi noi partiamo da obiettivi di policy che cercano di, come vedete, fare sintesi tra quella che è l'apprendimento formale e informale, ma la cosa più interessante, vedete sui 5 punti in basso, innanzitutto individuare delle qualifiche nazionali che possono essere validate all'interno del framework internazionale. Sviluppare dei meccanismi per l'identificazione, la documentazione e la validazione degli skill acquisiti sia in modo informale che attraverso attività formali. Permettere alle persone di sviluppare le competenze identificate e documentate attraverso le qualifiche poi formali e cercare di inserire, diciamo, queste buone pratiche all'interno del framework più generale nazionale, ovviamente europeo, ma soprattutto supportare le attività di peer learning, cioè tutto quello appunto che viene sviluppato all'interno della coalizione. E poi l'ultimo punto è sicuramente diffondere queste opportunità di standardizzazione e di validazione. Salto sul contesto italiano perché è stato ampiamente discusso questa mattina. Ricordo solo 2 cose molto veloci, che a livello italiano, all'interno della strategia sullo sviluppo delle competenze italiane, è ancora importante sviluppare sempre di più una classe dirigente che è provvista di competenze sull'innovazione e sul digitale e soprattutto favorire politiche che permettano gli sviluppi di carriera e poi il retention dei talenti, cercando di avere anche un impatto, come diceva Antonino Mola prima, sui cittadini stessi, che sono ovviamente il prossimo obiettivo della strategia. Quindi come coalizione noi proporremmo alcune azioni per il 2021, quindi all'interno di questo scenario noi vorremmo riqualificare le competenze degli leader sul territorio, prevedendo dei percorsi formativi con le università, riconoscendo delle ore per settimana comunque agli leader che volontariamente si prestano a questo percorso e cercare di creare degli standard che dovranno essere riconosciuti
a livello nazionale, a livello europeo, che permettono appunto una validazione e un riconoscimento poi all'interno dei percorsi di carriera. Il secondo aspetto è quello di creare dei percorsi, così come vengono fatti all'interno delle altre categorie della pubblica amministrazione, dei percorsi di certificazione che siano dei corsi-concorsi. Ripeto, questo è già previsto, noi vorremmo spingere per cui questo venga riconosciuto anche all'interno del digitale. Quindi vorremmo prevedere l'attivazione di un corso-concorso anche per i leader del digitale. Altro aspetto, la Scuola Nazionale per la Formazione sulla PA, che ha anche sedi in diverse regioni, non ha sviluppato negli ultimi anni una practice sul digitale. Ecco, vista l'enorme esperienza del Veneto, noi vorremmo proporci come sede regionale in Veneto per la scuola nazionale, ovviamente specializzandola sui temi della digitalizzazione. Questo potrebbe essere un buon modo per capitalizzare tutti gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi anni e avere appunto un riconoscimento all'interno della scuola nazionale per la pubblica amministrazione. E poi alcune azioni infrastrutturali che riguardano l'avvio di MyExtranet 2.0 e percorsi di condivisione e progetti su Repubblica Digitale e ulteriori azioni di promozione della coalizione. Ecco, questo è tutto. Diciamo, vogliamo condividere con voi oggi queste idee che spero apriranno un proficuo dibattito nelle prossime settimane. Grazie. Grazie Giovanni, veramente interessante insomma il tuo intervento. Ecco, credo che la linea che noi stiamo seguendo, come tu ci hai detto, insomma ormai da anni nelle attività di sviluppo della nostra coalizione, ben si sposa con le strategie europee e nazionali, e quindi questo ci rende confidenti per i prossimi mesi e anni in cui ci sarà bisogno di avere idee e progettualità pronte per essere spese a vantaggio di questi percorsi che tu descrivevi, che sono prioritari in tutte le agende nazionali, europee e regionali. Allora, dopo l'intervento, grazie ancora Giovanni, dopo l'intervento di Giovanni Vaia, nome per conto del Comitato Scientifico, do la parola a Eleonora Galesso, che è una collega di Regione del Veneto, che cercherà in qualche modo di aiutarci a fare il bilancio di quello che sono state le attività di Regione del Veneto. Prego Eleonora. Buongiorno, sono Eleonora Galesso di Regione Veneto e vi presento il bilancio 2019-2020 delle attività svolte. Allora, qualche numero. Per quel che riguarda i webinar, gli incontri e i laboratori, si sono svolti circa 30 incontri che hanno visto partecipare dai 50 a punte di 500 partecipanti per ciascun incontro, per un totale di 6.000 presenze complessive nel 2020. La comunità degli operatori conta più o meno 3.000 operatori della pubblica amministrazione. La rete di conoscenza vede coinvolti 250 leader della trasformazione digitale, le reti di pratica 150 comunicatori, ai quali si aggiungono gli URP, gli sportelli e i cittadini. Ci sono circa 20 gruppi di approfondimento che si riuniscono dalle 3 alle 5 volte all'anno, e la coalizione vede 60 enti convenzionati e 150 operatori incaricati.
I corsi svolti con Agit e gli organismi di formazione vertono essenzialmente sul tema dei pagamenti, della conservazione e della sicurezza informatica e sono stati svolti sia in presenza che online che con il modello e-learning. Per quel che riguarda i gruppi di approfondimento, qui abbiamo un overview, li vediamo un attimino nel dettaglio. Abbiamo il gruppo di approfondimento per il codice dell'amministrazione digitale, per la sicurezza informatica, per l'identità digitale, la privacy, gli acquisti ICT, i pagamenti, la conservazione digitale, l'open source, i sistemi informativi territoriali, il service design URP e accessibilità, i servizi al cittadino, la mobilità, il sociale, l'interoperabilità, l'open data e big data, la fattura elettronica, PSN e cloud computing, amministrazione trasparente e accesso civico e la gestione remota e condivisione. I gruppi di approfondimento vedono impegnati 1 o 2 coordinatori e un numero di partecipanti che va dai 10 ai 20 e nel 2020 si sono svolti circa 3 incontri per ciascun GDA, ognuno dei quali ha degli obiettivi ben definiti. In particolare nel primo incontro si fa un attimino il punto di quelle che sono le idee e le novità che sono emerse nel corso del tempo. Nel secondo viene coinvolto un esperto e nel terzo incontro si mette nero su bianco quello che è il documento di output di quanto emerso nei gruppi di approfondimento. In particolare il calendario vede circa 2 gruppi di approfondimento alla settimana a regime. Per quel che riguarda gli altri eventi, ovvero i webinar, incontri e laboratori di condivisione, nel 2019 sono stati svolti circa 25 incontri in presenza, che vedevano coinvolti dai 50 ai 100 partecipanti, 5 webinar che erano sperimentali dai 30 ai 100 partecipanti e un laboratorio in presenza che si è articolato su 9 tavoli. Mentre per quel che riguarda il 2020, i webinar sono stati 20 con punte di 500 partecipanti e oltre. Ci sono stati 2 laboratori multisessione online, in particolare uno articolato su 6 tavoli sulle linee guida regionali sulla formazione e uno su 8 tavoli sul piano triennale. E per quel che riguarda gli argomenti trattati, essenzialmente i principali sono stati la privacy, la dematerializzazione, i sistemi informativi territoriali, l'open source e il riuso, il responsabile per la transazione digitale, la privacy, l'accessibilità e il cloud computing. Per quanto riguarda la coalizione, che rappresenta le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto la Convenzione della deliberazione della Giunta regionale 1359 del 2017, si propone di accompagnarle nei processi di digitalizzazione, in particolare favorendo lo sviluppo delle competenze degli operatori della pubblica amministrazione. E lo fa mediante iniziative che colmano il divario di conoscenza digitale e rafforzando i processi di riorganizzazione che le tecnologie ICT comportano. Gli organi coinvolti sono un'assemblea, un comitato guida, un comitato scientifico, le reti di conoscenza, la piattaforma abilitante delle competenze digitali e la comunità degli operatori. La coalizione ha una durata triennale, in particolare per quel che riguarda l'assemblea, mentre gli altri organi hanno un rinnovo annuale. I lavori che ha svolto la coalizione nel 2020 si articolano essenzialmente su degli eventi, incontri di approfondimento e webinar atti alla diffusione di conoscenza, i gruppi di approfondimento e la Wiki Veneto PA per la condivisione delle esperienze, quindi anche tutti i documenti di output dei gruppi di approfondimento. Gli organi della coalizione si sono riuniti per quel che riguarda il comitato scientifico da marzo 3 volte per la consultazione. Il comitato guida ha fatto 2 incontri a scopo di indirizzo, mentre l'assemblea si riunisce oggi per la convalida. I laboratori di condivisione di cui abbiamo accennato sono appunto stati svolti sulle linee guida regionali per la formazione e sulle linee guida regionali per il piano triennale. Per quel che riguarda la Veneto Leadership, apre la campagna dello sviluppo e la diffusione delle competenze digitali 2020-2021 e sulla Veneto Leadership passo la parola al collega. Grazie per l'attenzione. Grazie Eleonora, complimenti per l'intervento. Volevo, prima di dare la parola ad Antonio Candiello, volevo cogliere l'occasione veramente di ringraziare tutti i componenti dell'assemblea, del comitato guida, del comitato scientifico e la nostra rete degli e-leader per il lavoro che anche quest'anno abbiamo svolto e che ha dato, secondo il nostro parere, un sollievo a tante altre amministrazioni che hanno potuto
trarre vantaggio dai nostri incontri e dal lavoro che è stato fatto. Se oggi la Regione del Veneto su molti ambiti viene presa a riferimento a livello nazionale, è anche perché noi come coalizione abbiamo saputo accompagnare nella trasformazione digitale il nostro territorio. Certo, c'è molto altro da fare, però ecco, io sono personalmente orgoglioso come partecipante a questa coalizione, spero anche voi, dell'importante lavoro svolto. Ecco, però non c'è solo quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che dovremo fare. Prego, Antonio. Grazie Antonino. E adesso io proverò a mostrare qualche linea del programma che noi abbiamo condiviso con il Comitato Guida e su supervisione del Comitato Scientifico. Ok, quindi questa vuole essere una proposta che emerge da una serie di discussioni con tutti gli organi. E ricordo quali sono i prodotti del modello di sviluppo e competenze digitali per la PA. Sostanzialmente la coalizione sovrintende tutto un insieme di elementi e sostanzialmente la coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali, che attualmente è fatta da una sessantina di pubbliche amministrazioni che poi vedremo, vogliamo incrementare il numero in maniera consistente, si basa su una serie di reti di conoscenza che sono il patrimonio vero e proprio della coalizione. Come vedremo queste sono diverse, e poi usiamo gli strumenti che ormai abbiamo imparato sostanzialmente a conoscere, cioè il laboratorio di condivisione, gli incontri di approfondimento che sono un po' in stand-by in questo 2020 per una serie di motivi che sappiamo, e sono stati sostanzialmente sostituiti in buona parte dai webinar informativi, e poi però siamo riusciti lo stesso a fare appunto i laboratori, li abbiamo fatti in versione online, e i gruppi di approfondimento si sono ancora più consolidati perché in forma remota hanno forse anche una maggiore efficacia. Veneto Leadership quest'anno, come ha mostrato Eleonora, in quell'occasione abbiamo fatto un grosso lavoro sulla formazione. La Wiki Veneto PA e in generale la MyExtranet sono in profonda revisione ed è una delle linee che adesso vi veniamo a presentare. Ricordo la questione sulle reti di conoscenza. Le reti di conoscenza sono appunto, diciamo, sono un patrimonio della coalizione, ma sono partite con la rete degli leader di esperti in trasformazione digitale e si è via via estesa a comprendere anche una rete degli RTD, dei responsabili di trasformazione digitale, a una rete di esperti accademici, a una rete di impresa, e adesso da poco anche con la rete di pratiche, da dove siamo partiti con una rete di esperti di comunicazione, ovvero gli uffici stampa. Andremo avanti con la rete di URP, con la rete degli sportelli e con i cittadini amici. Quindi qui c'è un grosso lavoro in corso e un patrimonio che si sta ampliando e sta anche mostrando il suo valore. E segnalo, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, il laboratorio che è programmato per giovedì prossimo sul piano triennale. Come abbiamo già fatto nel 2019, faremo un laboratorio a sessioni parallele, dove i tavoli di lavoro quest'anno sono gli 8 corrispondenti agli 8 capitoli del piano triennale. Qui vedete già i nominativi indicativi, e questo è un grosso lavoro dal quale noi andremo a trarne le linee guida regionali per il piano triennale edizione 2020-2022. Quindi invito chiunque non ne sia a conoscenza insomma, partecipare, a iscriversi e magari anche a diffondere questo tipo di informazione. Adesso metteremo anche un link per potersi iscrivere in modo da diffonderlo all'interno delle vostre organizzazioni. Di questo vi saremo molto grati.
Per quanto riguarda la conoscenza, c'è stato un grosso lavoro di deposizione della conoscenza che ovviamente stiamo perfezionando, quindi abbiamo il tema delle mini guide, del Equipment OPA, ovvero delle mini guide operative che vengono prodotte in ciascun GDA, che come sappiamo è la terza fase di elaborazione, e cioè il momento finale dei 3 incontri dei GDA, e su questo stiamo lavorando per dare un buon risultato appunto nel 2021 con i lavori iniziati in autunno 2020. Una nuova linea è quella delle domande e risposte, in inglese domande, risposte alle domande più frequenti, con l'acronimo inglese FAQ, dove abbiamo già elaborato una serie di fatti connesse a pagamenti, conservazione digitale e RTD. Poi abbiamo appunto le già citate linee guida, abbiamo le linee guida sul piano triennale che ogni anno aggiorniamo in relazione alle nuove edizioni del piano, e le linee guida diciamo in forma generale. Poi abbiamo anche, qui non le ho citate, ma anche le linee guida sulla formazione che abbiamo prodotto con Veneto Leadership. Per quanto riguarda i corsi, come ha già citato Eleonora, ci sono stati una serie di corsi importanti, i corsi sulla sicurezza informatica, i corsi su misura come quello della Challenge School sui pagamenti, dei corsi in e-learning su piattaforma Moodle, e sono in programmazione dei corsi con le università per qualificare gli e-leader. Qui magari è opportuno richiamare un po' quello che è emerso stamattina, un po' quelle che sono le grandissime azioni di spinta per l'innovazione nazionali, regionali, ma anche europee, e quindi magari le mettiamo un po' in lista. Noi abbiamo appunto questo lavoro sulle reti di conoscenza, c'è il piano triennale per l'informatica con le edizioni annuali, abbiamo la strategia nazionale del Ministero per l'Innovazione che è stato emesso, ricordiamo, non da tanto, ma a luglio 2020, con 4 assi di intervento. Repubblica Digitale, ben rappresentata da questa mattina, con 170, mi pare adesso siano iniziative, e l'EUSkill Agenda di cui ci parlava il professor Vaia dell'Università Ca' Foscari. Quindi 12 azioni su un piano quinquennale sostenuto appunto, come ci segnalava il professore, dei significativi investimenti. Eventualmente qui lasciamo anche qualche link che potranno servire quando vi scaricate le slide. Veniamo alle azioni condivise, già un pochino segnalate. Allora, alcune sono azioni che noi chiamiamo ordinarie, ovvero la campagna 2021, i nostri webinar informativi che avranno un ritmo come sempre di circa un paio al mese, gli incontri di approfondimento in presenza che magari riusciremo a fare nel periodo estivo in cui il Covid magari ci lascia un po' di respiro, i laboratori di condivisione che avete visto sono stati 2 nel 2020 e potrebbero essere 2 o 3 nel 2021, e chiaramente anche l'evento di avvio della campagna che è Veneto Leadership. Come argomenti sono diversi, pagamenti ovviamente molto rappresentato perché c'è lo switch off a febbraio, ma anche la sicurezza informatica che è un tema di grandissima attualità, conservazione e dematerializzazione, per il quale c'è un gruppo regionale fortissimo che sta facendo veramente un grande lavoro, guidato da Francesca Siliprandi, Valeria Pavone, Roberto Costantin e tantissime altre persone che collaborano con loro su temi veramente anche di una certa complessità, e supportati pienamente da Agid. E poi abbiamo i sistemi informativi territoriali, l'accessibilità all'identità digitale e così via, e tanti altri temi. I gruppi di approfondimento sono una ventina, come richiamava Eleonora, questi saranno anche nel 2021. Abbiamo completato il 90% della fase 1, cioè dei primi incontri, e in un 10% di questi abbiamo già fatto il primo meeting con l'esperto, e dobbiamo ancora fare per tutti la terza fase, che poi è la deposizione documentale. Veniamo alle azioni straordinarie che sostanzialmente sono state già richiamate sostanzialmente da Antonino Mola all'inizio, in forma molto
sì, un po' all'inizio e poi dopo in maniera più precisa dal professor Vaia del comitato scientifico, e provo qui a riassumere. Allora, riqualificazione delle competenze degli leader del territorio tramite percorsi formativi mirati per gli leader in collaborazione con l'università, con l'idea di fare un rafforzamento e anche una certificazione delle competenze degli operatori della PA già esistenti. Qui c'è l'idea di richiamare delle esperienze che ci sono in altre regioni in cui una piccola parte del tempo degli operatori viene, come dire, viene condivisa a vantaggio del territorio per supportare la trasformazione digitale del territorio veneto. Naturalmente la progressiva attivazione delle reti di pratica, anche questa fa parte della riqualificazione delle competenze degli leader, come ad esempio raggruppare gli URP, raggruppare il personale di sportello, raggruppare i comunicatori, gli uffici stampa, e questo col focus di ridurre il digital divide dai cittadini. Poi una seconda linea per le nuove risorse, nuove competenze digitali, è stato citato dal professor Vaia il corso concorso sul digitale con certificazione per nuovi ingressi, in modo da garantire persone qualificate in ingresso alle PA locali. Terzo punto sul quale magari ha dato appunto al professore maggiore descrizione, l'attivazione di percorsi universitari di alta formazione per formare esperti digitali della PA. Aggiungiamo anche alcune piccole linee infrastrutturali che sono invece più tipiche dell'attività nostra, quindi abbiamo la promozione della coalizione, noi intendiamo portare da 60 attuali a oltre il centinaio, diciamo, di enti aderenti, e di portare in MyExtranet nella versione 2.0 il lavoro di scrittura del codice, di collaudo è quasi completato, adesso siamo vicini al rilascio. E poi naturalmente, in relazione a quanto messo questa mattina, un percorso di condivisione dei progetti di Repubblica Digitale. È nostra intenzione chiamare, diciamo con un incontro al mese, 1 o 2 al mese, le progettualità, gli esperti, i consorzi che hanno presentato i progetti a livello nazionale con Repubblica Digitale, in modo da poter interagire con loro e eventualmente appunto entrare anche noi con delle nostre progettualità. Finisco con i numeri, che questo faccio diciamo, da contrattare i numeri che ha presentato la collega Galesso. I numeri del 2021 vorrebbero aumentare un pochino i numeri del 2020, quindi raggiungere, diciamo, 10.000 presenze nel 2021, ampliare la comunità degli operatori a circa 5.000, portare la rete di conoscenza a circa 300, questo sarà più facile da ottenere perché abbiamo le reti di pratica che stanno crescendo molto rapidamente, quindi portare le reti di pratica a 500 comunicatori. I gruppi di approfondimento rimarranno più o meno lo stesso numero, con la stessa modalità, e però vorremmo portare la coalizione a un centinaio di enti convenzionati e circa 500 operatori incaricati. Per i corsi ne abbiamo già parlato abbastanza, con nuovi corsi, con Agid, con gli organismi di informazione e con l'università. Io ho concluso e lascio la parola a Antonino Mola per i prossimi interventi. Grazie. Grazie Antonio. Colgo l'occasione per ringraziare assieme a Antonio anche Eleonora Galesso, Sara De Marchi, Federica, non mi viene più il nome, Federica Brocali, e anche Ilenia Zambonin, che fanno parte della piattaforma abilitante per lo sviluppo delle competenze digitali, che sono i veri attori, insomma, dei risultati che avete fin qui visto e che saranno poi i veri motori, insomma, dei risultati che, come ci ha indicato Antonio, vorremmo raggiungere in un'importante sfida per il prossimo anno. Allora, salutando il nostro direttore del Foborgo che nel frattempo ci ha raggiunto, io darei la parola a Roberto Meneghetti, che è il coordinatore del comitato guida, a cui diamo il compito di formalizzare gli organi della nostra assemblea. Grazie Roberto, prego.
Grazie Antonio. Allora, innanzitutto volevo ringraziare... Si sente molto male, Roberto. No, un attimo. Non so se è una mia... No, c'è un problema di contatto. Male, confermo. È come se ci fosse un contatto che non funziona bene. No. C'è proprio l'audio, Roberto, che secondo me... Allora, nel frattempo che aspettiamo Roberto, Ecco, nel frattempo che aspettiamo Roberto, vi illustro un po' il suo intervento, che poi riprenderà lui naturalmente. Quello che dobbiamo in qualche modo ratificare è un momento importante dell'Assemblea, è appunto ratificare gli organi, che vi ricordo sono il Presidente, il dottor Carlo Cavoli, segretario della provincia di Treviso, nonché segretario di Ceuti, l'Assemblea. Roberto, sentiamo continuo rumore. No, proprio sentiamo un brusio. Prova di nuovo. No, è tutto disturbato. Le cuffiette, Roberto. Ecco, adesso vediamo il tuo schermo. Vediamo il tuo schermo, ma non sentiamo la tua voce, Roberto. Allora, sì, intanto che Roberto prova a risolvere i problemi, dicevo che magari se... Tu mi senti, Roberto? Se qualcuno di noi ha le slide di Roberto, che magari proviamo a proiettarle e le commento io. Antonio, Federica. Certo, sì, le abbiamo. Le proietti tu, provo a commentarle io finché magari Roberto non riesce a risolvere i suoi problemi. Ok, vediamo se... Ah, ok. Magari intanto, allora, però è necessario che Roberto esca e rientri. Ok. Tanto è uscito. Sì, dicevo quindi il compito di Roberto è quello di ratificare gli organi dell'Assemblea, che come vi raccontavo sono l'Assemblea stessa. Adesso provo a leggere al volo io le slide. Va bene, questa è una slide che in qualche modo riassume insomma, la giornata che i lavori Sì, insomma, sì, di certo. questa sessione. Vai al successivo. Questo cos'è l'abbiamo già detto e passiamo agli organi. Esatto, passiamo agli organi. Dicevamo l'assemblea che incarica 3 anni e si riunisce una volta all'anno, quindi questo è il momento in cui ratifichiamo i componenti dell'assemblea. Non ricordo esattamente quanti sono i componenti dell'assemblea, Antonio, credo... Sono un po' di più dei 60, nel senso che ci sono 60 PA e diciamo qualche pubblica amministrazione ne ha nominato più di uno, quindi sono un po' di più.
quindi poi vi manderemo il link alle pagine della MyExtranet dove sono presenti le tabelle con i nominativi. Oltre all'assemblea abbiamo il comitato guida. Il comitato guida viene riconfermato nelle persone che potete leggere in questa slide. Il comitato guida abbiamo il comitato scientifico, slide successiva, grazie. Il presidente è il nostro direttore del Borgo, poi abbiamo Alessandro Sperduti, Giovanni Vaia, Andrea Albarelli, Matteo Cristani e Roberto Scano. Come vedete, il nostro comitato scientifico racchiude un po' tutte le 3 università del Veneto. E infine, ancora, nella slide successiva, immagino, le reti di conoscenza, le reti di leader, che noi distinguiamo tra le reti di conoscenza, delle conoscenze, e per noi sono tutti quei colleghi, come vi dicevo in premessa, che hanno in questi anni raffinato la loro competenza, la loro esperienza nei processi di trasformazione digitale della PA, e quindi pagamenti, identità digitale, accessibilità, privacy e quant'altro, a cui si è associata la rete di pratiche, una rete altrettanto importante che noi abbiamo voluto sviluppare all'interno delle azioni di quest'anno in maniera particolare, ma che nel prossimo anno sarà ancora di più sviluppata, e cioè tutti quei colleghi, come si diceva stamattina, che sono in prima linea nei rapporti con i cittadini. Parlo di URP, di sportelli, di uffici di comunicazione, e che sono per noi una straordinaria risorsa per cercare di aiutare i cittadini e quindi aggredire il digital divide e la capacità dei cittadini di poter trarre vantaggio dai servizi digitali. Infine, abbiamo chiuso con la comunità degli operatori. Naturalmente, oltre all'assemblea, al comitato guida e al comitato scientifico, noi abbiamo costruito una comunità, dicevamo stamattina, di oltre 3.000 operatori che si incontrano periodicamente, che partecipano alle nostre iniziative, e che rappresentano poi quello zoccolo duro che per noi è fondamentale per sviluppare i processi di trasformazione digitale. Non so se c'era qualche altro concetto che voleva esprimere Roberto. Le azioni che abbiamo presentato prima. Loro abbiamo già delineato in più occasioni questo pomeriggio, quindi non sto qui a ribadirle, se siete d'accordo. L'intervento di Roberto è stato fatto in contumacia, Roberto, quindi non so se si sente o si sente. Niente, Roberto. Niente, abbiamo bisogno, come dire, di fare un po' più di formazione digitale per superare anche questi problemi. Va bene. Chiudendo insomma il nostro incontro di oggi pomeriggio, se è presente io darei la parola al nostro direttore, che già stamattina insomma è stato artefice del panel con importanti relatori e magari ci può dare anche qualche suggestione per il nostro lavoro dei prossimi mesi. Grazie direttore, prego. Grazie Antonino e grazie a tutti di essere qui presenti. Vi do una suggestione, allora potrei ora chiudere, no, con un mea culpa, potrei chiudere allora a questo punto, no? Giusto per sollevare un po', svegliare un po' dei torpori, no? Perché in effetti, no, ci pensavo, io quando sono arrivato qui in direzione 2 anni fa, 2 anni e mezzo ormai fa, no? C'erano alcune linee di attività che non riuscivo a capire in realtà dove volessero andare e che risultati potessero portare.
E poi, misteriosamente, purtroppo, ahimè, è arrivata anche la pandemia, no? La pandemia dove ci ha fatto riflettere su tantissime cose che si sono rivelate poi fondamentali. Pensare di aver investito nel passato su un qualcosa che non si capiva in realtà bene dove volesse arrivare, che però nel momento in cui c'è stato il bisogno, aver trovato pronto un percorso, una strada o altre cose, insomma, si rende conto che effettivamente la pubblica amministrazione è fondamentale, che debba investire su alcune linee che a volte magari possono anche non risultare subito produttive, ma che nel tempo in realtà portano grandi ritorni, no? Sto parlando del fatto anche, e mi raggancio anche a quello che dicevi te, Antonino, prima, sul fatto che hai parlato dell'orgoglio, diciamo, di questo percorso che ha portato avanti, che ci è riconosciuto in realtà anche in tutta, anche sulla sfera anche molto più ampia, sulla sfera nazionale, perché in effetti devo dire che confrontandoci poi ultimamente, lo sai, con Antonino ci confrontiamo spesso con tutte le altre regioni, ci accorgiamo noi come Regione Veneto che abbiamo una grossa particolarità, che a volte spesso la vediamo come un limite, il fatto di non avere una società in-house che ci aiuti nel portare avanti alcuni processi di digitalizzazione, ma che dall'altra parte, girandoci dall'altra parte, in realtà invece è un'opportunità, perché è un'opportunità che ci ha costretto in un certo modo a creare che cosa? Creare una reazione con il territorio. Creare una relazione col territorio che in realtà in un momento in cui si parla sempre che i progetti devono essere resilienti, significa aver investito in un territorio che bene o male non puoi pensare che come nel momento in cui tu hai una società in house che un giorno può essere portata in palmo di mano perché arriva un'amministrazione che ci crede, il mese dopo con le elezioni in realtà con una nuova giunta magari non ci crede più e quindi ti trovi a terra. In realtà il territorio la sua forza la fa proprio nella quantità delle persone e anche della ramificazione delle persone che in questo momento qua, in questi anni qua abbiamo costruito. I numeri che ho visto in realtà, che sono stati rappresentati anche questa mattina, che avete rappresentato oggi, sono veramente impressionanti. E se poi, ritornando indietro anche a guardare un po' quello che ci ha insegnato il Recovery Fund, quello che ci ha insegnato in realtà questo momento di pandemia, e che oggi ne abbiamo parlato in realtà dei concetti anche di competenze digitali e di opportunità del Recovery Fund, si era fatta una riflessione legata anche al fatto che il Recovery Fund che cosa sta portando? Sta portando alcune linee abbastanza ben precise. Si parla che il 20% deve essere destinato ai progetti di digitalizzazione. Poi il restante 80% dove deve essere investito? Deve essere investito in progetti che ovviamente devono portare nel tessuto dell'economia resilienza e dinamicità. Tenendo conto poi che in questi progetti un occhio di riguardo ci deve essere proprio nel pensare di portare soluzioni che tengano sempre in mente la protezione dell'ambiente. Stiamo parlando quindi, se non vogliamo cadere un po' nei paradossi di quello che si chiama la decrescita felice, diciamo, significa portare sul campo, nel territorio, progetti altamente innovativi, dove, ahimè, ritorniamo sempre al concetto che, diciamo, essere altamente innovativi significa digitalizzazione. Quindi stiamo parlando che in realtà il Recovery Fund chiederà sempre di più competenze digitali e se non riusciamo a esprimerle in questo momento qua, se non riusciamo a essere pronti, rischiamo veramente di portarci a casa dei progetti che in realtà sì, li faremo, spenderemo soldi, ma alla fine non otterranno i risultati che noi vogliamo. No? C'è una cosa da tener conto su questo, che in realtà il digitale poi non è uno strumento, anzi è uno strumento, ma non è il fine. Pertanto dobbiamo ricordarci che deve essere digitale e strumentale e serve quindi investire molto dove? Non solamente sulla tecnologia, ma anche sul capitale umano, che è il vero valore che rimarrà costantemente sempre. Quindi, questo è per ritornare sul mea culpa, in realtà è che ci troviamo pronti oggi con in realtà una rete che è pronta a recepire questa innovazione e su questo dovremo investire nei prossimi anni, tenendo conto anche di una cosa, forse il messaggio che mi piacerebbe mandare anche oggi. E questo lo dico anche a mio discapito, che sono fondamentalmente solo un tecnico informatico. Non abbiamo bisogno di informatici solamente, ma abbiamo bisogno di competenze, di persone che abbiano competenze anche trasversali, ma soprattutto a fianco a queste competenze trasversali ci siano un set minimo, e chiamiamo proprio quel set minimo di competenze digitali che sono necessarie a far sì che questi progetti che noi proporremo, ci arriveranno nei prossimi anni, riusciremo a supportarli. Io continuo a ripeterlo caldamente anche a tutti i miei colleghi, poi che sembra sempre che poi
chi deve essere un buon manager, un buon coordinatore, deve avere sempre competenze di economia, deve avere competenze legali, poi quando arriva il codice degli appalti bisogna sapere esattamente come funziona il codice degli appalti, nella finanziaria ti devi studiare la finanziaria. Poi, quando noi informatici proponiamo qualcosa, dall'altra parte ci dicono candidamente, ma io sono un economo, sono un legale, non sono un informatico. Io, la mia risposta che do sempre ai miei colleghi che fanno queste affermazioni, dico, beh, forse hai sbagliato mestiere, perché ormai il set di competenze digitali è un qualcosa che è fondamentale. Se non ce l'hai, cambia mestiere, perché forse non sei più fatto per lavorare nella PA del domani. Quindi vi ringrazio a tutti un po' di questo e ci aspettiamo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un futuro meraviglioso di competenze digitali. Grazie direttore, grazie per le belle parole. Chiudo un attimo, Antonino, chiudo un attimo con una cosa che mi dimenticavo, che era anche molto importante, è che mi spiace che oggi purtroppo doveva aprire il convegno il dottor Applicabili, che è il direttore di ANCI Veneto, che non ha potuto partecipare. E l'ho sentito prima e si scusa profondamente di non essere presente, ci teneva molto e mi ha chiesto di portare i suoi saluti, perché poi in questo percorso chiaramente la Regione Veneto lavora a fianco con ANCI, perché rappresenta poi l'emanazione del territorio, la lunga mano del territorio, diciamo, che ci aiuta a portare avanti questi sfidati progetti. Quindi vi porto anche i suoi saluti. Grazie direttore, grazie per le belle parole. Credo che la battuta finale, no? Cioè, no, io sono un economo, non sono un informatico, si sposa bene con no, io sono un economo e non so scrivere. Stiamo parlando non di digitale inteso come informatica, ma stiamo parlando di nuovi strumenti e tutti dobbiamo avere nelle nostre competenze la capacità di utilizzare questi strumenti. Grazie ancora direttore. Io prima di lasciarvi vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che il 10 di dicembre ci sarà un altro momento fondamentale della nostra comunità, che è l'incontro che noi avremo con gli esperti nazionali di Agid sul tema delle linee guida per il piano triennale che è stato approvato da Agid qualche mese fa. Sarà un'occasione importante per tutte le comunità dei nostri leader per avere un confronto con gli esperti nazionali e per cercare di individuare quali siano le azioni più prioritarie e più importanti da mettere a vantaggio di un piano per la trasformazione digitale del nostro territorio per i prossimi anni. Quindi, dandovi appuntamento, vi faremo avere naturalmente... sì, Antonino, sì. Intervengo. Abbiamo messo nella chat dello streaming, quindi dovrete vederlo tutti, il link per potersi iscrivere ai tavoli di lavoro. Vi invitiamo caldamente a farlo e magari a segnalarlo ai vostri colleghi. È un'opportunità, l'opportunità di essere su un tavolo di lavoro, sono sessioni online, ma insomma in piccole videoconferenze, insieme agli esperti di Agid che saranno presenti in tutti gli 8 tavoli di lavoro, insieme agli esperti regionali, e quindi è un momento nel quale magari potreste essere a contatto diretto con chi ha le risposte anche alle vostre domande, e così arriviamo a condividere delle linee guida regionali per il piano triennale. Bene, quindi seguite il link. Grazie Antonio per la precisazione. Saluto tutti, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio anche il nostro direttore e l'appuntamento è al prossimo 10 dicembre. Grazie a tutti.